Oggi a Roma, davanti a Montecitorio, la manifestazione del popolo Sì-TAV, a poche ore dalla mozione con cui il governo vorrebbe ridiscutere l'intera opera. L'iniziativa del torinese Mino Giachino arriva dopo 2 manifestazioni di massa, dopo la raccolta di oltre 111.000 adesioni alla petizione Sì-TAV. Ridiscutere con la Francia non vuole assolutamente dire bloccare la TAV, è l'appello del politico torinese. Adesioni anche dal Veneto con la partecipazione del Comitato Infrastrutture Veneto Sì-TAV per chiedere il rilancio dell'economia e per restare in gioco sulla scacchiera di trasporti del futuro. La TAV è un'opera fondamentale per il nostro paese. In questo momento dove l'economia è in crisi e dove purtroppo i dati macroeconomici sono in calo, più che mai è importante che il governo prenda una decisione pro TAV. È importante realizzare l'opera, è importante collegare l'Italia al resto dell'Europa e al mondo. Lo chiedono le imprese, lo chiedono i cittadini, lo chiedono i nostri giovani che hanno diritto a avere un futuro. Per questo siamo qua a Roma anche oggi dal Veneto per dire sì TAV, sì sviluppo, sì futuro. Il vice premier Matteo Salvini ha più volte ribadito il proprio sostegno alla realizzazione dell'opera, ma i Dem ipotizzano il voto di scambio per l'immunità sul caso Diciotti. Una parte di questo governo non vuole lo sviluppo, non vuole la crescita e io spero che questa maggioranza si dissolva il prima possibile per poter dar luogo a un nuovo governo dopo le elezioni che metta lo sviluppo nel primo punto dell'agenda. L'Unione Europea, durante il Consiglio di amministrazione di Telte ieri a Parigi, ha dato 1 mese di tempo per la pubblicazione dei bandi di gara. In caso di ulteriori ritardi, l'Italia perderà 300 degli 813 milioni di euro in fondi europei.